TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Nella giornata di oggi, martedì 30 luglio, si è tenuto l'incontro di aggiornamento sulla situazione di Speedline presso il Mimit alla presenza di dirigenti ministeriali, la Regione Veneto, i vertici aziendali, il fondo callista che detiene la proprietà dell'azienda, i sindacati. Lo scenario che si è prefigurato, affermano i sindacati in una nota congiunta, è decisamente difficile e complicato, ma come in tutta questa vertenza, anche grazie al costante appoggio delle istituzioni, si è perseguita la strada di procedere verso la richiesta e il deposito di istanza di insolvenza che dovrebbe condurci all'amministrazione straordinaria presso il Tribunale di Venezia, che ha fissato la prima udienza per l'11 settembre. L'obiettivo comune di tutti dovrà essere quello di sfruttare questo periodo affinché ci sia una soluzione industriale a tutela dell'occupazione e che possa dare continuità alla nostra realtà e alle imprese dell'indotto che fino a oggi l'hanno sostenuta e che, siamo certi, continueranno a farlo. Cambiamo argomento. Di fronte al forte caldo e ai recenti casi di West Nile nel territorio veneto, l'amministrazione comunale di Venezia torna a sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione, tema che già ai primi di aprile era stato lanciato con la campagna contro la proliferazione delle zanzare e nel mese di maggio con una ordinanza con la quale sono state disposte una serie di misure. L'assessore all'ambiente Massimiliano De Martin spiega. Comune Veritas fanno la propria parte trattando con prodotti larvicidi le 50.000 caditoie in terraferma e le 20.000 nel centro storico, comprese quelle nei parchi e nei giardini scolastici, e circa 200 km di fossati di pertinenza. Ma le aree private sono ben il 70% della superficie del nostro territorio e serve la cooperazione di tutti. Per questo abbiamo attivato una campagna di distribuzione gratuita di prodotti antilarvali fino a esaurimento scorte. Come è noto, infatti, le zanzare si riproducono in qualsiasi contesto in cui vi siano anche piccole raccolte di acqua. Ci spostiamo a Chioggia, dove a seguito della soppressione da parte di AVM e ACTV delle linee 6 e 7 sarà rimodulato il trasporto pubblico a partire dal 1° agosto. Maria Rosa Boscolo, assessore all'urbanistica con delega ai trasporti del comune di Chioggia, spiega. Si è concordato con le stesse la rimodulazione degli orari e dei percorsi degli autobus per garantire una distribuzione più omogenea del territorio, pur nella limitatezza delle risorse a disposizione. La modifica degli orari riguarda i giorni feriali, mentre per i festivi viene mantenuta la precedente programmazione. La riorganizzazione durerà molto probabilmente fino a fine settembre e sarà integrata dalle corse scolastiche alla riapertura delle scuole. Nella trattativa in corso per l'assegnazione provvisoria emergenziale a un altro operatore dei trasporti abbiamo già previsto un incremento del servizio, ben consapevoli che per il servizio definitivo dovremo attendere la gara del prossimo anno alla quale stiamo già lavorando. Parliamo ora di cultura. Domani, mercoledì 31 luglio, al Cinema Italia di Dolo arriva un grande nome del giornalismo d'inchiesta italiano, Domenico Iannacone e il suo Che ti faccio qui in scena, un racconto importante fatto di storie straordinarie che sono quelle che ci passano a fianco senza che ce ne accorgiamo. Spesso sono così piccole che bisogna andare a cercarle fra le tante cose che non valgono nulla. Il racconto televisivo neorealistico di Domenico Iannacone si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Il palcoscenico diventa il luogo fisico ideale per portare alla luce quello che la televisione non può comunicare. Le storie così riprendono forma, si animano di presenza viva e voce e tornano a rivendicare il diritto di essere narrate. Iannacone rompe le distanze, prende per mano lo spettatore e lo accompagna nei luoghi che ha attraversato, lo spinge a condividere le emozioni, i ricordi, la bellezza degli incontri e la rabbia per quello che gli viene negato. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.